Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il punto che oggi si trasforma, lo vedete, mi sposto io, guardate, mi sposto da questo lato per farvi vedere il logo nuovo della trasmissione, almeno per queste 4 settimane, eccolo qua, è il punto speciale europeo 2024, perché da oggi per le prossime 4 settimane abbiamo scelto di occuparci dei temi della campagna elettorale, se ne parla poco, se non nei duelli, insomma nelle questioni che riguardano la stretta attualità, si parla poco appunto anche di queste elezioni europee, perché il tema ancora, adesso cercheremo di capirlo anche nel corso di queste 4 settimane con i nostri ospiti che si alterneranno, si parla poco ovviamente anche di quello che è il significato di questo Parlamento europeo e di queste appunto elezioni che riguardano l'Europa e i Paesi membri. Lo faremo con tanti ospiti, come sempre in questa anteprima, però ovviamente noi cerchiamo di cominciare sorridendo come ci piace fare con Totò Calì. Ciao Totò! Vediamo se lo vedo. Buonasera a tutti. Eccolo ciao. qua. Elegantissimo oggi per l'occasione. Ciao Totò. Per l'occasione. Per l'occasione. Allora, Anche i tuoi ospiti ho visto già gli dato le adesso poltrone. guarda, te li presento così insomma anche loro vedranno e commenteranno le tue vignette in collegamento. Presento prima l'unico collegamento che abbiamo oggi per scelta ovviamente dell'ospite, Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia. Buonasera Caruso. Salve, adesso spiegheremo anche perché Marcello Caruso è collegato, poi in studio il senatore Salvo Sallemi che rappresenta la lista Fratelli d'Italia, Antonio De Luca, deputato all'Assemblea regionale siciliana, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana che rappresenta la lista Alleanza Verdi e Sinistra, Danilo Lo Giudice che è il coordinatore di Sud Chiama Nord, che è il movimento di Cateno De Luca e rappresenta oggi tutte le sigle che la lista Libertà ha messo insieme. Totò, via con le vignette, poi diciamo le regole insomma di questi confronti. Vediamo cosa succede in politica. Allora. Vediamo cosa succede. Prima vignetta, vai, partiamo. Parti caldo, vediamo. La prima vignetta, la facciamo vedere anche agli ospiti, non la vediamo, lo chiediamo alla regia. Eccola qua, ecco, l'Eurovision. Stasera c'è la finale. Possiamo metterla grande negli schermi, stasera c'è la finale dell'Eurovision, sì. E quindi che cosa è diventato? Chi è Giovanni Toti si presenta con La Paranoia. Giovanni Toti è il presidente della regione Liguria, coinvolto appunto nell'inchiesta di questi giorni. Quindi La Paranoia, Giovanni Toti. Prossima vignetta. Eccola qua. E sempre lì restiamo, sempre in Liguria, Ponte Morandi che è un ponte rotto. Sì, queste sono tragedie liguri, Ponte Morandi e Giovanni Toti, rotto e corrotto. Vabbè, fino a prova, diciamo, dopo si potrà giudicare, dopo 3 gradi di giudizio, insomma, dopo, quindi noi siamo garantisti, garantisti come sempre. Mica faccio il giudice, io faccio satira. Tu fai satira, vabbè, vai, andiamo avanti. Prossima vignetta. Vediamo qual è. Allora, prossima vignetta. Alla regia magari andiamo anche un po' più veloci così insomma, ce le godiamo, ce le godiamo di più. Eccolo qua, il ministro Lollobrigida. Visto che sta anche piovendo, che ha avuto un'uscita un po' infelice, no Totò? Direi anche più di un po'. Quindi tu hai fatto anche la prima, però. E questa è la vignetta che recita alla faccia della siccità, infatti poverino. La faccia del terreno, no? Un po' arido. Andiamo avanti. Sì, anche se sta appunto piovendo. Questa la satira mette bocca su tutto, però io qua insomma un po' di rispetto. È giusto farla vedere per puntare l'attenzione sulle morti sul lavoro. Perché c'è troppo silenzio di tomba, ma in questo caso di tombino. Di tombino, perché ricordiamo appunto questi 5 operai morti a Casteldaccia, insomma, mentre stavano lavorando. E anche qui c'è un'inchiesta in corso e cercare di fare luce su questa vicenda. Prossima vignetta. Papà, cos'è un'intercettazione?
Non lo so, è scritto. Tu l'hai scritto, non lo puoi dire. Non lo so. Non lo so, è scritto proprio per non farsi intercettare. Per non farsi intercettare, ha scritto non lo so, quindi ha scritto col pizzino. Ancora un'altra, il ponte è troppo basso, anche questa è una polemica degli ultimi giorni, il ponte è troppo basso, quindi non ci passano le navi, quindi ha le gambe corte. Alle gambe, come le bugie. Insomma, anche questa, sai che questa è la posizione politica, no? Cioè questa pro, contro, insomma questa è la posizione, infatti qualcuno sorride e qualcuno no tra gli ospiti. Quindi, devo dire che questa è la posizione politica. Prossima vignetta, l'ultima, finita la luna di miele fra PD e 5 Stelle. Hanno preso le fedine, che sono quelli di finanziamento, e se le sono tolte e le hanno buttate. Quindi questo è un esponente del Movimento 5 Stelle che parla. L'altro chi è? Noi moderati dice, ti prego, non parlare di fedine che non è il periodo. Vabbè, periodo, noi moderati, insomma, che è il partito, diciamo, il movimento, fa parte del movimento del governatore della Liguria. Questa è l'ultima, no? Questo suggerito tra l'altro da te. No, non è vero. Non mi mettere in mezzo. Non mi mettere in mezzo. C'ho le intercettazioni. C'è le intercettazioni. Uno è Toti, l'altro è Totò. Totò chi è? Cuffaro. Le affinità elettive perché ha detto che aiuterà, vorrà aiutare il movimento Noi Moderati. Non avete indagato se ci butta a tuffo. Quanto sei proprio, mamma mia, e com'è possibile così? Va bene, grazie Totò. Grazie a voi. L'hai toccata come sempre pianissimo anche questa settimana. Allora, sigla e poi cominciamo con i nostri incontri, la nostra tribuna elettorale per le europee con il punto speciale elezioni 2024. Rientriamo in diretta, avete visto, abbiamo messo anche le poltrone per questi confronti politici. Ci dispiace che Marcello Caruso non sia con noi, che è il coordinatore regionale di Forza Italia, lo abbiamo invitato, ovviamente aveva la scelta di stare di presenza o partecipare da remoto, ha scelto appunto il collegamento da remoto. Presento anche i due colleghi che mi accompagneranno in questo racconto di elezioni europee, Antonio Condorelli, è qui con noi in studio. Ciao Antonio. Ciao caro, vedo che la temperatura in vista delle elezioni europee ci trasmette un anticipo d'estate. Come no, è Miriam Di Peri che abbiamo ovviamente cooptato pienamente per questo ciclo di trasmissione. Ciao Miriam, la collega del quotidiano La Repubblica. Ciao Miriam, allora qua sorridevano, Caruso ha visto le vignette di Totò, adesso parliamo proprio così, non entriamo ancora nei tempi della par condicio che adesso vi darò perché spiegheremo come funzioneranno questi confronti. Fanno sorridere, però hanno raccontato un po' uno spaccato del nostro paese. Certo, poi devo dire che la satira aiuta sicuramente anche a ragionare, a fare delle riflessioni, per cui ben venga quando è una satira motivata anche da questo che è sicuramente un elemento importante, cioè porre l'attenzione su temi che hanno una rilevanza nel momento, per cui ben venga, e poi la satira è sempre di buon auspicio, ecco. E per persone intelligenti, diciamo noi. Sallemi, lei si è irrigidito un po', No, assolutamente. Salvio Sallemi, senatore di Fratelli d'Italia, rappresenta la lista appunto Fratelli d'Italia. No, mi sono irrigidito assolutamente, la satira condivido, va accolta e presa per com'è, al di sopra di ogni dubbio, come la moglie di Cesare, ce la devi accettare, che essere consapevole di analizzarla, trarre degli spunti ironici e degli spunti di riflessione che sono utili a capire, lo stato dell'arte della politica attuale. Non c'è dubbio, noi infatti cerchiamo come sempre anche di raccontarle anche queste cose nel modo corretto. De Luca faceva, questo è vero, questo non è vero. De Luca del Movimento 5 Stelle, deputato regionale e capogruppo all'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, qualcuno la condivideva, qualche altra meno, però questo è il bello, no? De Luca, è così. La cosa terribile è che sembrava una pagina di cronaca politica, dicevo, tanto è purtroppo attinente al vero, quindi era in versione satirica, in forma satirica, ma non era così, non c'era troppa esagerazione, perché purtroppo è lo stato di fatto così, in cui è questo. Sguazza la politica noi non facciamo italiana. altro che raccontare di riflesso la realtà. Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, applaudiva sulla vignetta dei morti sul lavoro, che è un tema ovviamente che resta sempre all'ordine del giorno, da sempre, trasversalmente da sempre, quindi
su questo ci dispiace, ovviamente ci stringiamo anche noi vicino alle famiglie. Io credo che la satira faccia un buon lavoro se diventa un volano per buttare, diciamo, anche nella discussione un tema importantissimo. A me si è chiuso un po' lo stomaco perché c'è una verità in quella vignetta enorme. Io vi ringrazio per averla mandata inoltre. La verità è del silenzio che sta secondo me uccidendo un'altra volta le lavoratrici, i lavoratori, ma anche il datore di lavoro di quella ditta, e sono morti a Casteldace. Questo, diciamo, io credo che però purtroppo questo silenzio sia frutto del fatto che per riuscire ad avere diritto di parlare bisogna avere anche il coraggio di cambiare le regole. E forse allora, non entri nei temi politici, no, devo mettere il taglio. No, ma era un commento alle vignette, se no devo mettere un tema troppo serio. Se no devo mettere il taglio. Quindi complimenti a chi l'ha fatta. Quindi, lo giudice, allora non le chiedo della satira, le chiedo come sta De Luca, che siamo stati qua un po' con questi suoi comunicati, tenuto... Sta meglio sicuramente rispetto a prima. Una fiction, cos'è? La fiction De Luca? No, Sallemi, è una fiction questa di De Luca, sta bene, sta male. Innanzitutto diciamo, ha avuto una polmonite acuta, adesso va meglio, ha fatto quasi una settimana, 10 giorni in ospedale, adesso è a casa per qualche giorno forzatamente, da lunedì riprenderà in modalità ridotta rispetto a quelli che sono i suoi ritmi disumani, aggiungerei io, perché forse un po' troppo la mano. Un po' troppo. Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori come si svolgerà questi incontri, questa tribuna elettorale, cioè diamo parola ovviamente alle liste che si sono candidate, che sono riuscite ad ottenere il via libera per candidarsi alle elezioni europee. Sono in tutto 11, le facciamo vedere con la nostra grafica quali sono esattamente no, non è questa la grafica, facciamo vedere la grafica con i simboli delle liste, così le facciamo vedere tutte e inizialmente le facciamo vedere tutti i simboli, eccoli qua. La prima lista è secondo l'ordine di sorteggio, li mettiamo, chiedo alla grafica di metterle qua, eccoli qua, Alleanza Verdi e Sinistra. Troverete, questo è il numero di liste, cioè i contrassegni che troverete poi, diciamo, al seggio elettorale, quindi al numero 1 Alleanza Verdi e Sinistra, al numero 2 Movimento 5 Stelle, al numero 3 la lista Fratelli d'Italia, al numero 4 la lista del Partito Democratico, al numero 5 la Lega Salvini Premier, al numero 6 Stati Uniti d'Europa, e poi Azione con Calenda al numero 7, al numero 8 Libertà con la lista Cateno De Luca, poi Pace, Terra e Dignità, che è la lista di Santoro, al numero 9, al numero 10 Forza Italia e in ultimo Alternativa Popolare, che è riuscita per il rotto della cuffia a rientrare anche nel collegio delle isole. Quindi queste sono le liste, noi le incontreremo in 2 cicli di trasmissioni, diciamo da 2 incontri, quindi sentiremo le liste per 2 volte, cercheremo di mischiarle ovviamente per avere dei confronti un po' come dire, diversificati. I nostri ospiti, che ovviamente non sono candidati, abbiamo scelto dei rappresentanti di partito, insomma, proprio per parlare meglio dei temi della campagna elettorale, avranno, e adesso sì che i timer servono, quelli che abbiamo fatto vedere prima, avranno un tempo di parola di 10 minuti che saranno cronometrati tutti, compreso Caruso che è collegato, insomma, e vede bene anche questi timer. Abbiamo messo i nomi, quindi da qui cominceremo con il racconto di queste elezioni europee. Prima di cominciare però io voglio farvi vedere un video. È un video che ha prodotto il Parlamento europeo nella sua campagna Usa il tuo voto, perché appunto anche il Parlamento europeo, quindi l'istituzione Europa, si sta spendendo per spingere tutti i cittadini dell'Unione Europea a votare. Questo è il video che racconta un po' e che fotografa questi anni dell'Unione Europea. Vediamo il video. L'ho tenuto nascosto in fondo al cuore per anni. Ci penso ogni mattina, ma non ne parlo mai. Sai, Robin, oggi non dovrei essere qui. Dovrei essere morta. È il 17 giugno 1940. Il 21 una telefonata mi avvisò che eravamo stati occupati dall'esercito. Una cosa che credevamo impossibile. Fu un vero shock.
Cosa ne pensi di quello che è successo qui a Praga? Speriamo di poter riavere la nostra libertà e la democrazia. Avevo 11 anni quando scoppiò la guerra e 12 quando arrivarono i soldati. Erano ovunque. Scesi le scale con la mia ciotola di frutta e andai fuori in giardino. Mia mamma venne uccisa mentre era sdraiata su di me per proteggermi. Sai, quando hai 12 anni e vedi tua mamma morire per proteggerti, non lo dimentichi mai più. A Timișoara i ragazzi venivano fucilati davanti alla cattedrale. Mio padre venne deportato ad Auschwitz e assassinato lì. Mia madre mi diede via sapendo che probabilmente non mi avrebbe più visto. Non avevo zii e zie, pensavo fosse strano. Non avevo neanche i nonni. Tutti hanno i nonni. Io no, nessuno. Non si deve mai dare per scontato la democrazia, ma bisogna sempre sostenerla e proteggerla. Il 17 novembre, quando tutto è cominciato, c'era stata una grande manifestazione degli studenti. La polizia aveva attaccato i manifestanti picchiandoli. È in quel momento che è iniziata la rivoluzione. Dopo aver ottenuto l'indipendenza, la Lettonia è diventata un grande paese. Le persone erano libere di esprimere il proprio pensiero sulla democrazia. Ma col muro di Berlino, secondo me, l'emancipazione di tutta l'Europa. Cara Suzanne, mia cara Sus, Sono felice di come sei e ti amo per questo. so di essere nato in un anno in cui il mondo era messo a ferro e fuoco. Una cosa simile ha un impatto enorme sulla tua vita. Per fortuna sei nata in un periodo di pace e prosperità. Ricorda sempre che la libertà e la democrazia non sono state sempre lì e che possiamo perderle molto velocemente. Bisogna lottarla per ottenerla. Bisogna sempre stare vigili e lottare. Se potessi lasciarvi un messaggio prima di andarmene: vivete la democrazia, ascoltate gli altri, prendetevi cura della democrazia quando io non ci sarò più. Tocca a me, tocca a noi, alla nostra generazione. In Europa. Usa il tuo voto, questo è il claim, la campagna elettorale del Parlamento Europeo, bellissimo video, insomma ce ne sono poi altri che vi faremo vedere anche nel corso delle nostre trasmissioni. Allora, Salvo Sallemi, bellissimo video, bellissima raccolta di immagini che fanno parte anche della nostra storia. Parto da lei perché per la prima volta l'Italia va al voto europeo con un partito di maggioranza relativa che non appartiene ai due principali partiti diciamo che in questo caso hanno equilibrato le sorti del Parlamento europeo, ovvero il Partito Socialdemocratico e il Partito dei Popolari Europei. Fratelli d'Italia, come si sa, fa parte di un altro gruppo al Parlamento Europeo, che è il gruppo dei conservatori e riformisti europei. Quindi insomma l'Italia in questo momento si pone diciamo, in maniera diversa rispetto, almeno che ricordi, alla storia recente insomma, di queste ultime elezioni. Qual è la vostra idea intanto di Europa? Cioè, cosa dite quando in questi giorni, quando andate a fare campagna elettorale ai cittadini che intanto immagino siano già ovviamente scontenti e non vogliono andare a votare perché il tasso di astensionismo continua ed è sempre crescente, però insomma cosa dite? Cosa gli raccontate? Che idea di Europa raccontate? Innanzitutto complimenti per il video che è stato fatto in Europa, perché traccia un messaggio e riavvicina quello che molto spesso gli elettori dimenticano e tutti noi anche dimentichiamo, cioè il messaggio del sogno europeo, che è principalmente un sogno che abbiamo il dovere tutti e l'obbligo di far perdurare nel tempo. E il messaggio che noi diamo come Fratelli d'Italia è quello che ha voluto dare anche il governo e il partito in questi 18 mesi. Occorre portare un'Italia più centrale in Europa, lo facciamo con una visione rivoluzionaria, con quella dei conservatori europei.
Cosa vuol dire per noi riportare l'Italia centrale in Europa? Vuol dire invertire un paradigma che attualmente non siamo più in condizione, diciamo, di poter gestire. I temi che anche i colleghi sapranno sono stati affrontati in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, sono temi quasi tutti di carattere europeo. Se prendiamo nel tema del Green Deal, della politica ecologica, della carne sintetica, della farina di grilli, della guerra, della centralità dell'Europa nel contesto europeo, con un'ottica a quelli che sono i due conflitti che si sono sviluppati in Ucraina e comunque nel Medio Oriente, e sono tutti temi che hanno una sua centralità. E consentitemi di dire anche il tema migratorio, che è un tema che ha avuto una sua grande cassa di risonanza grazie soprattutto all'intervento, consentitemi di dire, del Presidente del Consiglio, il quale per la prima volta è riuscito a portare l'Europa prima a Lampedusa e poi in Nord Africa, per tentare di siglare quello che è un accordo, ed è stato siglato un memorandum sia in Egitto e sia un accordo in Tunisia, che serva a rimodulare la logica dell'immigrazione e degli sbarchi. Insomma, questa Europa, diciamo questi temi sono quelli che vanno sollevati. Noi diciamo costantemente ai nostri elettori due cose: uno, andiamo a votare, perché il voto non può essere disatteso. Capisco e comprendo perfettamente che il voto europeo non è un voto di prossimità, ma è un voto che incide profondamente sulle politiche nazionali, e oggi più che mai. Quantomeno sulla presenza. Stop al timer del senatore Sallemi, 2 minuti e 01. Perfetto, nei tempi. Miriam, a te la prossima domanda. Scegli tu a chi rivolgerla. Eccomi Luca, mi hai bruciata in realtà su Sallemi perché volevo entrare immediatamente nel vivo sul tema della siccità. In realtà insomma ci arriveremo comunque. I temi dell'Europa e dell'avvicinamento dei cittadini all'Europa sono benissimo spiegati in quel video che avete mostrato, che ricorda in qualche modo, ecco, il finale di C'è ancora domani della Cortellesi. Mi è tornato in mente insomma quell'inno di amore nei confronti dell'andare a votare. No, andiamo invece su Danilo Lo Giudice e su Cateno De Luca. Questa campagna azzoppata da un leader che potrà intervenire soltanto a metà e che comunque riesce quantomeno sul piano della comunicazione anche da remoto a fare notizia, come forse solo Cateno De Luca riesce a fare. Ma ecco, oltre al One Man Show, quali saranno i contenuti rispetto ai quali vi muoverete nel prossimo mese? Allora De Luca, scusi, prima che risponde le parte il timer, un attimo, fermate il timer. Io, se siete bravi, lo dico anche ovviamente a Caruso che è collegato in remoto, se siete bravi riusciamo anche a fare un minimo di dibattito, che queste tribune elettorali vi partiranno i timer in contemporanea, quindi se siete bravi riuscite a gestirla, se no devo fare il vigile urbano e mettervi i paletti. Prego, Lo Giudice, risposta a Miriam Di Peri. Sì, ma i contenuti che stiamo affrontando piazza per piazza, comune per comune, territorio per territorio, sono quelli contenuti nei 20 punti programmatici che sostanzialmente racchiudono il nostro progetto di libertà. Abbiamo visto il video e 2 delle parole chiave di quel video sono libertà e democrazia, rispetto a un'Europa liberticida in cui viene applicata la demopazia, mi permetto di dire. Noi stiamo portando avanti invece un'Europa diversa, meno Europa e più Italia, meno Europa e più equità, un'Europa che deve vedere prima i territori e le comunità e le esigenze dei territori, e questo è il messaggio che stiamo portando in giro. Una sanità che deve uscire rispetto alla spesa fuori dal patto di stabilità, perché è impensabile trovarsi con liste d'attesa di oltre un anno e con uno degli standard sanitari che sono i più bassi in Italia rispetto al resto d'Europa, anche in termini di spesa, ma anche rispetto alle politiche agricole, con la PAC che va totalmente rivista, e rispetto alle lobby che attualmente gestiscono e continuano a gestire l'Europa. È chiaro che noi dobbiamo porci in maniera assolutamente alternativa, e quindi mi auguro che da questo punto di vista ci sia un cambio di passo importante. Sono tanti temi che in questo momento riguardano la politica europea e che incidono soprattutto sui nostri territori. Penso per esempio alla Bolkestein, una direttiva che avvantaggia le multinazionali rispetto a quelli che sono i piccoli imprenditori, che sostanzialmente assegna le nostre spiagge a delle multinazionali. Penso a un'altra direttiva che riguarda le nostre case, una sorta di IMU europea in cui i
cittadini sono costretti a efficientare a proprie spese le loro case rispetto a un'Europa che non tiene conto di quelle che sono le condizioni di ogni singolo cittadino. I temi sono tanti e sono tantissimi, noi stiamo cercando di raccontarli punto dopo punto proprio per cercare di far comprendere l'importanza di questo voto e soprattutto quanto l'Europa incide sulle nostre comunità. Lo dice, continuo io brevemente, così in un tweet si diceva una volta, ma questa opera di convincimento è verso la vostra lista, oppure, come dire, molti sentono che magari il fatto di non essere mai stati presenti, di non essere mai stati in questa competizione, reputa un voto dato a voi un voto poco utile? Ma io lo reputo un voto assolutamente utile, perché noi possiamo raccontare quello che immaginiamo e come immaginiamo di vedere l'Europa. Gli altri dovrebbero invece spiegare perché quello che stanno raccontando adesso non lo hanno fatto in Europa nel momento in cui tutti, dalla destra alla sinistra, quindi ci sono stati. È chiaro quindi che in questo momento il nostro voto rappresenta l'unica, o meglio una sicuramente, delle proposte politiche di chi al Parlamento europeo non c'è stato, si approccia per la prima volta in maniera convinta, in maniera perspicace, avendo dimostrato in Sicilia e anche nel resto d'Italia di aver saputo amministrare. Antonio Condorelli, io mi aspettavo, avendo Marcello Caruso qui, che è, come dire, l'equilibrista di Forza Italia in questo momento, di essere, i colleghi erano molto stimolati dalla presenza di Marcello Caruso. Antonio Condorelli, prego. Ma io stamattina sono stato alla Piana di Catania con gli imprenditori agricoli che in questo momento sono impegnati, loro fortunati, sono impegnati nel fare i meme di Lollobrigida, però sono declinati alla catanese, quindi sono pieni di insulti e di rabbia. Ci sono delle persone disperate che mi hanno detto: guarda che noi non ci andremo a votare. E non ci andranno solo gli imprenditori, ma non ci andranno per esempio i 450 di uno dei principali stabilimenti di lavorazione delle arance di Palagonia, che è chiuso in questo momento, non è mai successo in precedenza. Abbiamo fatto le passeggiate tra i campi di Favino secchi, 18 ettari, 20 ettari, 100 ettari. Allora, rispetto a quello che oggi mi hanno detto questi agricoltori, che vi do per certo che ci stanno ascoltando, perché sapevano oggi di questo appuntamento, cosa dice la politica e soprattutto voi cosa dite, come rispondete, come riuscirete a convincerli? A chi è la domanda? No, la domanda io la lascio aperta a tutti, perché questa domanda riguarda tutti, perché loro non hanno detto noi voteremo per chi è all'opposizione, noi non andremo a votare, quindi questa secondo me è una domanda che vale per tutti. Dirigila tu la domanda, perché sennò... partiamo da Marcello Caruso, e poi proseguiamo però anche con Sallemi. Sallemi per esempio dovrebbe dare qualche risposta, perché Fratelli d'Italia su quello che ha detto Lollobrigida ovviamente ha risposto per come si conviene a un collega di partito rispetto alle dichiarazioni di un collega di partito, però guardate che questa cosa è un piccolo tsunami in un momento in cui gli imprenditori definiti fortunati per una gaffe sono disperati. Antonio, domande più brevi, considerazioni più brevi, domande a chi devi dirmi a chi è rivolta, perché Marcello qui come Caruso, sai la par condicio ci obbliga ad essere equilibrati. Marcello Caruso e poi Sallemi. Ma innanzitutto mi dispiace di non essere lì presente, ma purtroppo impegni mi avevano trattenuto a Palermo, ma sicuramente avrò modo di onorare la vostra trasmissione anche in presenza. Ma innanzitutto lasciatemi esprimere un concetto che era quello legato allo spot e agli interventi degli altri ospiti. Noi tutte le forze politiche hanno un obbligo, che è quello di far sì che si possa davvero coronare questo sogno della Unione Europea intesa come aggregazione di libertà, di democrazia, di capacità di crescita economica e sociale per tutti. Cioè bisogna sdoganare un'Europa legata a un concetto finanziario e delle lobby per farla diventare una grande aggregazione di democrazia e di opportunità di crescita per tutti i popoli che ne fanno parte, anche quelli che partono con condizioni più disagiate. E per quanto riguarda la domanda di Condorelli, devo dire che mi associo, anche se può sembrare paradossale, alla grande preoccupazione che i tanti imprenditori agricoli stanno esprimendo in questi giorni, perché la situazione è davvero difficile, determinata da condizioni climatiche che non hanno precedenti, ma che purtroppo scontano anche una serie di interventi mancati nei decenni che stanno chiaramente acuendo il problema.
Io credo che oggi tutte le forze politiche, senza distinzione di posizione, dobbiamo assolutamente remare nel cercare le condizioni migliori di supporto degli agricoltori. Da poco, come sappiamo, il governo nazionale, anche su richiesta del governo regionale, ha instaurato lo stato di crisi per l'agricoltura. Sono già stati stanziati delle somme che certamente non saranno esaustive e non porteranno a risolvere il problema, ma concorrono certamente anche a venire incontro alle prime emergenze. È chiaro che va anche cambiata la politica comunitaria, in questo caso è proprio il caso di dirlo e di affermarlo, perché bisogna considerare che questo è un problema che va affrontato come un problema ormai che si protrarrà nel tempo, perché non è un problema climatico soltanto per questa annualità, ma l'agricoltura va supportata soprattutto con la ricerca, va supportata con l'innovazione, va supportata anche con gli investimenti infrastrutturali che credo debbano assolutamente essere messi in cantiere. Per quello che riguarda la politica nazionale e regionale, credo che in questo momento bisogna fare quadrato a dare supporto non soltanto con un sostegno economico che è assolutamente indubbio, ma anche con tutte quelle procedure che possono mettere al servizio dell'agricoltura quelle risorse anche da un punto di vista energetico e anche idrico che possono supportare una stagione che sicuramente sarà molto ma molto difficile. Per cui auguro che si possano trovare le soluzioni, ma auspico anche che questa protesta possa essere indirizzata anche a dare delle indicazioni, non soltanto politiche, ma anche sugli interventi da fare. Credo che questa volta la politica debba trovare le ragioni dello stare insieme per superare un problema che è strutturale e che credo abbia bisogno veramente del concorso di tutti e soprattutto di tutte le forze politiche. Caruso, lei il timer lo vede, giusto? Diciamo da collegamento. Certo. Lo vede, perfetto. Lo vedo, sì. Quindi Lo vedo, è esattamente cosciente, diciamo, del tempo che ha utilizzato. No, questo diciamo, lo diciamo a precisazione anche dei nostri telespettatori. Su questo tema voleva intervenire anche il Movimento 5 Stelle e anche ovviamente Sinistra Italiana e anche Sallevi. Allora partiamo dal Movimento 5 Stelle. Ma io intanto vedo con piacere che Marcello Caruso, che è anche il consigliere del Presidente Schifani, è assolutamente aggiornato e sul pezzo sulla siccità. Però mi chiedo, ma a Schifani, cioè gliel'avete detto? Perché sembra che il Presidente della Regione Siciliana non se ne sia completamente accorto. Perché il tema non è far piovere, perché è logico, uno dice piove governo ladro, ma non è questo il punto. Il punto è che negli ultimi 10 anni non è stato speso €1 per realizzare un invaso, per manutenzionare una diga, per manutenzionare la rete idrica che è un colabrodo. Conseguentemente tutto quello che è stato fatto in Sicilia e adesso l'ex presidente, sempre di Fratelli d'Italia, l'abbiamo mandato a fare il ministro non della protezione civile, ma dei disastri, sta continuando a non fare nulla come nulla faceva prima. Ed è questo il tema. Agli agricoltori dico, non andare a votare, agevola semplicemente chi già ha fatto danno non facendo nulla, così come fa danno votare chi in Europa si candida ma non ci va. Montalto, stop al timer di De Luca, Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra. Ho sentito tante volte ripetere, riportiamo in Europa l'interesse della nostra nazione, che io dico proviamo a riportare in Europa dei temi che siano utili alle nostre comunità, che siano utili ai nostri settori economici e alle cittadine. Fermo Montalto un attimo perché non è partito il suo timer, quindi insomma qua dobbiamo essere molto precisi. Facciamo partire il timer, ecco qua. Facciamo passare qualche secondo per ovviamente la correttezza. Prego, continui il suo discorso. Sì, stavo dicendo, cerchiamo di riportare dei temi. Ecco, uno è di provare attorno a questi temi di trovare anche delle connessioni a livello europeo. Allora, uno di questi temi è oggettivamente il cambiamento climatico che sta investendo la Sicilia, perché la Sicilia è terra di frontiera del cambiamento, lo stiamo vedendo. Il tema dell'agricoltura in Sicilia va affrontato con grande serietà, cercando di evitare innanzitutto, noi che facciamo politica sul territorio, di spostare lontano le nostre responsabilità. Allora, un paio di cose. Innanzitutto gli agricoltori, soprattutto i piccoli agricoltori, affrontano un dramma che è quello di non avere le risorse per andare avanti.
Io credo che il primo intervento che dovrebbe essere fatto è quello di dare una risposta immediata a un tema atavico, che è quello dell'accorciamento della filiale commerciale. Noi dobbiamo riuscire, soprattutto per la stagione che verrà, di mettere in condizioni gli agricoltori, io faccio ovviamente guardo a quelli delle mie terme di tutto il paese e soprattutto quelli siciliani investiti nella città, di riuscire ad arrivare sul mercato senza tutti quei passaggi che impoveriscono la nostra agricoltura, perché questo è fondamentale. Esiste una differenza tra il prezzo del prodotto venduto dai produttori e quello che poi arriva nei grandi centri commerciali, nei mercati del nord, che sta strozzando l'agricoltura. Bisogna riqualificare il lavoro bracciantile, perché solo riqualificando il lavoro bracciantile l'agricoltura potrà respirare, e dobbiamo affrontare di petto quello che è un problema strutturale. Fatto benissimo il Movimento 5 Stelle a ricordare l'assenza negli investimenti. C'è poi un problema. Scusi, Montalto, dico, resto sul tema, ma questi sono temi nazionali? No, non sono temi nazionali. Come incide l'Europa su questo? Ecco, lo dico abbastanza banalmente, l'Europa diventa importante perché è una fonte di risorse che, se utilizzate bene, se affrontate con competenza, può permettere veramente al Paese di respirare. E io faccio un esempio concreto: qua non c'è solo il problema delle risorse che non abbiamo investito, c'è il problema delle risorse europee che abbiamo perso, perché vedete, in Europa ci vogliono idee chiare, competenze e saper fare. Voglio dire, è cronaca il fatto che noi abbiamo perso le risorse per l'ammodernamento delle nostre reti idriche. 31 su 32 credo sia, scusate, 31-32 credo sia bocciati per problemi formali di incapacità di fare, dove chiaramente al governo non c'era Alleanza Verdi Sinistra, non c'era il Movimento 5 Stelle, non c'erano. Ora, questo non vuol dire scaricare, però significa affrontare il tema sapendo quello che dobbiamo fare nel territorio, che tipo di lavoro devono fare gli esponenti politici territoriali per dialogare in modo efficace e autorevole in Europa, perché se perdiamo i progetti perché non li sappiamo fare, credetemi, perdiamo credibilità e perdiamo risorse. Questo è un tema che deve essere affrontato evitando la propaganda, sapendo che però il futuro drammatico che abbiamo descritto, ed è per questo che noi facciamo Alleanza Verdi Sinistra, perché oggi giustizia sociale e giustizia ambientale sono il futuro soprattutto delle nuove generazioni. Ecco, questo futuro che a noi sembrava lontano è vicino. La siccità è un problema drammatico e quindi affrontiamola riportando questo tema al centro della campagna dell'Europa, però con coerenza, perché parlare di siccità vuol dire parlare di ambientalismo tout court, vuol dire difendere poi la rinnovazione green, vuol dire difendere comunque il nostro ambiente, la diffusione delle plastiche, la gestione del ciclo dei rifiuti. Facciamolo e pensiamo anche che però il territorio deve dare delle risposte alla gente che ha incontrato Antonio Condorelli e che immagino abbia manifestato problemi reali. Così avrà voglia di tornare a votare. Allora, se lei, prima di dare la parola, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, abbiamo degli obblighi ovviamente, ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorniamo su questo tema ovviamente della siccità, ma ci sono anche i temi e delle liste, e poi facciamo vedere, ancora possiamo farlo, per questa e per la prossima settimana, i sondaggi, come quotano ovviamente i partiti a livello nazionale. Subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella trasmissione di oggi, prima di 4 puntate dedicate appunto alle elezioni europee del 2024 che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno, quindi entriamo anche nel vivo, nei temi della campagna elettorale. Abbiamo con noi in questo primo giro di ospiti, poi la settimana prossima ci saranno tutti gli altri: Fratelli d'Italia con il senatore Salvo Sallemi, Movimento 5 Stelle con il capogruppo all'Ars Antonio De Luca, Sinistra Italiana con l'Alleanza Verdi e Sinistra con il segretario regionale di Sinistra Italiana per Paolo Montalto, e la lista Libertà con Sud Chiama Nord, Caterino De Luca e tutte le sigle che stanno dentro questo progetto che si chiama Libertà. C'è con noi Danilo Lo Giudice, che è il coordinatore di Sud Chiama Nord. In collegamento c'è il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Carusa, appunto per la lista di Forza Italia, che in queste elezioni europee si presenta con Noi Moderati. C'era Sallemi che doveva rispondere a Condorelli, al collega Condorelli, sulla domanda relativa immagino anche all'uscita, diciamo, un po' infelice del ministro Lollobrigida sulle questioni della siccità, e poi ricominciamo con il giro di domande. Facciamo vedere i timer ai nostri telespettatori, i timer del tempo di parola che hanno avuto i nostri ospiti, insomma si sono tenuti tutti, sono stati bravi, disciplina. Allora Sallemi, prego, la risposta alla domanda di Condorelli. Alla domanda di Condorelli, che cosa diciamo noi
agli agricoltori, sostanzialmente, se non ho capito male, per convincere ad andare a votare, visto che hanno detto che non vogliono andare a votare. Guardi quello che ho detto fino a qualche mese fa, quando andavi in piazza a supporto degli agricoltori che manifestavano contro le norme di carattere europeo che attanagliavano e aggredivano la nostra agricoltura. Ci tengo a precisarlo che io sono vittoriese, vengo dal sud-est siciliano, dalla zona della fascia trasformata a totale vocazione agricola, quindi so perfettamente di cosa parliamo. E quando andavo a parlare con gli agricoltori non c'è stato un agricoltore che non ha capito l'impegno del governo Meloni a supporto del comparto agricolo. Potrei dirle tranquillamente che è follia ritenere che abbiamo un ministro, diciamo, distaccato o disinteressato della questione siccità siciliana. Volete supportare o volete ritenere che la frase era infelice? Probabilmente sì, ma è demagogico ritenere che è una frase contro la Sicilia. 20 milioni di euro stanziati per l'emergenza siccità, lo diceva poco fa Caruso e lo ribadisco io. Il DL Agricoltura ha stabilito una volta per tutte, ne parlavamo poco fa col collega, il divieto necessario di costruire fotovoltaici su terreni che hanno una vocazione agricola e sono ancora sfruttabili come suolo agricolo. Queste sono norme di carattere importante. Le battaglie che abbiamo fatto sul Green Deal, sulla transizione ecologica, sulla battaglia che gli agricoltori hanno sviluppato con le marce dei trattori contro la carne sintetica, contro il Nutri-Score, contro la farina di grilli, quelle sono tutte battaglie che il governo Meloni ha fermato. E l'ha fermato sbattendo i pugni in Italia prima e in Europa dopo, con una pattuglia di 6 parlamentari europei. 6 parlamentari europei. E voglio concludere una cosa, per essere chiaro e fare capire qual è la portata dell'impegno che noi mettiamo in Europa. Si terrà a Siracusa il G7 sull'agricoltura. Per la prima volta il G7 sull'agricoltura sarà fatto in Sicilia, a Siracusa, nel sud-est. Se questo è disinteresse, sfido io a portare qualcun altro che possa portare un metodo di interesse maggiore o diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Questo non significa che non ci sono problemi da risolvere, attenzione, che non ci sono difficoltà da fare o che non si deve essere solidali agli agricoltori che attraversano delle grandissime difficoltà, però dire che questo governo è inerme o non ha fatto qualcosa o non si è impegnato in agricoltura, a mio avviso è non dire la verità. Lo giudice voleva intervenire sempre su questo tema della siccità. Soltanto perché su questo tema non sono intervenuto, dico che al netto di quello che è il ragionamento complessivo che viene fatto, la sostanza delle cose però evidenzia una regione siciliana governata da tantissimi anni da un centrodestra e ci ritroviamo a Gela, tanto per citare un esempio, con un dissalatore che costa 830.000 euro al mese, un investimento di 10 anni e che una goccia d'acqua per irrigazione non l'ha mai prodotta, ma noi continuiamo a pagare. Ci ritroviamo con gli investimenti che hanno riguardato l'efficientamento delle reti idriche per l'agricoltura che sono stati tutti bocciati, ci ritroviamo con gli agricoltori che poi se ne fanno poco o nulla della dichiarazione dello stato di calamità nazionale oltre che regionale, perché queste persone aspettano delle risposte che non arrivano da 10 anni ed è chiaro che la solidarietà, il sostegno, il supporto di tutti coloro che hanno governato gli può fare piacere, ma non riescono a mangiare con quello, così come non riescono a andare avanti con un'Europa che anziché sostenere l'agricoltura siciliana paga gli agricoltori per distruggere i loro prodotti e queste sono cose assurde che noi non possiamo più consentire. Diciamo, siete un po' su questo tema, no? Guardi i colleghi Miriam Di Peri e Antonio Condorelli. Io poi quando vuoi sono tutti allineati. Sì, Miriam, allora vuole intervenire Marcello Caruso. Prego Caruso. Poco felice l'esempio del dissalatore di Gela, perché mi sembra che un governatore che fosse proprio di Gela e non apparteneva alla coalizione di centrodestra ha governato per 5 anni, ma forse era una disattenzione momentanea. Ma volevo dire che noi non eravamo al governo con Crocetta, quindi a me non me la può a scrivere. Mi sovveniva così, perché magari era una leggera dimenticanza Lo dico io da uomo di sinistra, un pessimo governo quello Crocetta, glielo dico io che gli ho fatto opposizione. Come si puntava il dito contro il governo. Magari Caruso ci può rispondere però sui 31 progetti non approvati. Devono partire anche i timer perché sennò non posso soltanto dire una cosa, Prego Caruso. Al di là della polemica su ciò che non si è fatto, guardiamo a quello che si può fare. Siamo in presenza della sottoscrizione col governo nazionale dei fondi della coesione, dove gran parte di queste risorse saranno destinate al riammodernamento delle reti idriche, alle dissalatori, alla riattivazione degli invasi, alla possibilità di poter portare nuovamente a diventare fruibili i nuovi pozzi. Io credo che
dobbiamo guardare invece con grande attenzione a quello che si sta facendo e che si sta certamente mettendo in cantiere. Per quanto riguarda l'agricoltura il problema è anche molto più complesso e credo che l'Europa sia il luogo assolutamente importante dove attenzionare una visione di agricoltura diversa, che è quella che viene esperita giù da noi in Sicilia, rispetto a quelli che sono gli interessi di un'agricoltura che invece è asservita alle grandi scelte di finanza, che non sono proprio quelle che guardano un'agricoltura sostenibile e di grande qualità come la nostra. Per cui credo che in Europa ci sia bisogno di molta Italia e di molta Sicilia, per cui guardiamo comunque a quello che si sta facendo e credo che questo governo sta attenzionando con gli investimenti messi in cantiere la possibilità di riammodernare un sistema idrico assolutamente necessario per esperire una buona agricoltura. Miriam. Sì, nel fare una precisazione giornalisticamente necessaria, siccome ho sentito più volte ripetere i 20 milioni che intanto il governo Meloni ha dato alla Sicilia per la dichiarazione dello stato d'emergenza sulla siccità, è doveroso ricordare che la Sicilia ne aveva chiesti 130 nell'immediato e 590 nel lungo periodo, perché altrimenti ci raccontiamo una storia che non è esattamente la stessa. Abbiamo ricevuto 20 milioni di euro, non vi ho interrotti, per le prime emergenze, tutto il resto insomma si farà dopo. E adesso il coordinatore di Forza Italia ci ha anche dato una notizia, che questo patto di sviluppo e coesione, la Sicilia è una delle ultime regioni d'Italia rimasta a non averlo ancora sottoscritto col governo Meloni, evidentemente si sta rimodulando alla luce del fatto che ci si è resi conto che soltanto con l'emergenza non si può coprire un problema che è strutturale. Quindi mi è sembrato di capire dalle parole di Caruso che parte del patto di sviluppo e coesione verrà rimodulato per ammodernare la rete idrica con la Brodo siciliana e risolvere il problema di una serie di dighe. Questa è una notizia che non conoscevamo ancora. Purtroppo quando stringo quanto più possibile, quando si affronta una campagna elettorale per le europee, si fa fatica sia nel dibattito che nel trasmettere poi ai cittadini chiamati al voto quanto effettivamente sia Bruxelles sia vicina alla Sicilia, molto più di quanto crediamo. Ci perdiamo nei grandi discorsi, però ci sono dei temi su cui l'Europa incide nella vita dei cittadini siciliani. Uno di questi è indubbiamente la pesca, sono le quote tonno, è la concorrenza sleale che i nostri pescatori a Mazara del Vallo piuttosto che a Lampedusa si ritrovano a fare con i loro colleghi che partono però dalle coste del Nord Africa e non devono rispondere ai dettati dell'Unione Europea. Quindi anche lì, provando ad entrare nei contenuti, chiedo a un esponente della maggioranza e a un esponente dell'opposizione, quindi se mi mostrate la grafica dei tempi, dei giochi con i tempi, dei tempi riequilibriamo. Esatto, vai. Chiediamo a De Luca per il Movimento 5 Stelle e a Sallemi per la maggioranza quali siano nel concreto le proposte che state raccontando in questa campagna elettorale ai cittadini siciliani rispetto a un tema, quello della pesca, che coinvolge buona parte della popolazione dell'isola. Mi taccio. De Luca. Ma sicuramente il tema della salvaguardia delle nostre aziende ittiche è un tema che viene affrontato in campagna elettorale da tanti anni, purtroppo non viene adeguatamente poi affrontato dal Paese e dai governi che si succedono dopo la campagna elettorale, in quanto le multinazionali, c'è stato da poco anche un documentario che ha illustrato tante problematiche, tante pressioni che gli europarlamentari ricevono in Europa nel settore della carne. Stesso discorso avviene negli altri settori dove ci sono tante multinazionali, tante aziende che vanno alla fine a far man bassa delle quote latte, delle quote tonno, di tutte quelle che sono le quote produttive, andando a rendere poi miserabile quello che è il lavoro che si riesce a fare nei nostri mari, soprattutto per chi cerca di competere con la pesca tradizionale alla pesca di massa. E questo, l'unico modo che ci sarebbe per tutelarlo è quello di adottare un'adeguata politica di tutela dei marchi
e di tutela dei prezzi del prodotto, perché è normale che un determinato tipo di pescato non può avere lo stesso prezzo invece di qualcosa che è stato pescato con le reti a strascico. È normale che una pesca massiva con un peschereccio oceanico non può avere lo stesso prezzo di un pescato a canna e così via. E questo vale per le quote latte, per le quote tonno, vale per l'olio, perché abbiamo lo stesso problema anche con l'olio, entra l'olio tunisino a 3 euro al litro e poi c'è sempre il mitico Lollobrigida che si chiede perché una bottiglia di olio non può costare 30 euro come una bottiglia di vino, al netto che lui preferisce il vino piemontese al vino siciliano. E allora sono tutte queste poi alla fine le tematiche che vanno affrontate multilivello, vanno affrontate alla regione, vanno affrontate a Roma, vanno affrontate a Bruxelles con un'unica linea guida che deve essere quella del rispetto delle peculiarità di un territorio. Si può stare in Europa senza svilire la propria identità, perché è impensabile dire io sono l'Italia e faccio per i fatti miei. No, ormai questo non è un mondo in cui l'Italia, la Sicilia possiamo fare da soli, assolutamente no, però si può anche vivere bene senza abbassarsi le braghe davanti alla Francia, davanti alla Germania o davanti alle multinazionali, difendere i nostri prodotti. Beh, devo dire che ci sono alcune questioni anche dell'ultimo periodo che riguardano appunto soprattutto le politiche agricole dell'Unione Europea che hanno lasciato un po' basite, anche quelle che riguardano insomma le politiche alimentari, questo Nutri-Score a cui faceva riferimento poc'anzi Salemi, o anche le questioni del vino. Si era addirittura arrivati, come dire, a voler etichettare il vino come bevanda dannosa per la salute, diciamo, imponendo anche un danno alla nostra economia che è ovviamente anche, come dire, in qualche modo sostenuta dal comparto vitivinicolo. Certo è che queste questioni però bisogna conoscerle, così come le coltivazioni, così come insomma faceva riferimento al pescato e alle nostre qualità, diciamo, di mercato vitico. Bisogna conoscerle chiaramente. Molto spesso, no, dico questo per dire che molto spesso però i nostri europarlamentari vanno là impreparati, cioè riescono ad arrivare, oh, guardi colleghi, alla fine di una campagna elettorale magari estenuante dove superano il compagno di partito, si classificano primi nella loro lista di riferimento e poi arrivano diciamo in Europa impreparati, impiegano almeno nel migliore dei casi un anno e mezzo per ambientarsi, per capire dove sono e poi vengono, come dire, sempre superati dai rivali degli altri. Però c'è anche un problema di impostazione, a mio modestissimo avviso. Fate partire il timer. Poi rispondo. Allora, c'è un problema di impostazione, perché io vedo da tanti interventi l'idea come se noi dobbiamo andare a fare un po' in Europa, in giro per il mondo, quelli più forti che rappresentano gli interessi nazionali. Io credo che però su tutti i temi che ho visto trattare, compreso quello della pesca, ci sia una risposta sbagliata ad un problema. Il problema, guardate, che è l'impatto che ha una economia di mercato, il libero mercato, alcune dinamiche, no, del sistema capitalistico su tanti settori dell'economia quando ci sono degli eventi esterni che li mettono in crisi. Cioè, Marx un po' queste cose se ne è occupato. Allora io proverei a riportare in campo le idee che stanno alla base dei problemi per le risoluzioni dei problemi, no? Qua ci stiamo rendendo conto che sull'economia incidono dei cambiamenti climatici in modo drammatico, quindi l'ambientalismo non deve essere più tanto preso in giro come un atteggiamento di maniera, ma deve diventare base di programma di lavoro. L'idea delle relazioni deve essere un po' diversa. Noi, mettendo al centro l'idea, gli interessi, esempio, di tutte le contadine e i contadini d'Europa anziché di quelle solo italiane, proviamo a risolvere i problemi perché troviamo convergenze in Europa. Anche qua l'Europa non viviamocela come una fortezza blindata. È chiaro che se noi abbiamo dall'altra parte delle coste, no, abbiamo un mondo che soffre di problemi sociali ed economici drammatici e più forti rispetto a quelli europei, è chiaro che dobbiamo anche armonizzare il nostro sistema con quel mondo, dobbiamo dialogare per evitare che il Mediterraneo diventi da una parte un cimitero a cielo aperto, dall'altro si impoverisca e perdiamo una risorsa enorme. Dobbiamo costruire delle regole che guardino ai pescatori
pescatori e l'economia, anche un'economia sana, sociale, un prodotto di qualità come dicevano prima i 5 Stelle, ma che cerca anche di dialogare con chi è dall'altra parte del Mediterraneo, che è quasi più vicino a noi di paesi come la Francia e la Germania. Quindi mi piacerebbe che rispetto ai temi internazionali ci fosse una capacità di mettere al centro più le idee che i confini nazionali, e dall'altro rendersi conto che il post-ideologismo per il quale qualsiasi soluzione va bene ai problemi non è proprio così, perché ci stiamo rendendo conto che questi sono gli effetti di un libero mercato esasperato sul benessere della gente. E quindi, ripeto e lo ridico, alcuni temi come giustizia sociale e giustizia ambientale che campeggiano sul nostro simbolo hanno un'attualità concreta che va oltre i simboli elettorali. Lei mi deve rispondere, poi entrerei anche nel commentare, lo dico ai colleghi, anche queste liste che i siciliani troveranno, con i nomi che troveranno da votare. Prego. Sulla pesca, brevissimamente, io vengo, come dicevo, da Vittoria ha la frazione marinara, che è la frazione di Scoglitti, in cui esiste una flotta di pescherecci, una delle più importanti del sud-est. Pensate che negli ultimi 20 anni la flotta si è ridotta da 30 unità di pescherecci a poco meno di 10, 9. 8. Quindi chi vive di pesca importante fatta con i pescherecci preferisce demolirli piuttosto che lavorare. E questo è un tema che comunque Fratelli d'Italia ha sollevato in Europa già in questa legislatura con la sua pattuglia di 6 parlamentari. Io ci tengo a evidenziarlo, la relazione sull'implicazione delle pesche cinesi nel contesto europeo è stata votata, voluta e sollecitata da Fratelli d'Italia in Europa. Sono temi importanti a cui noi abbiamo avuto sempre attenzione. È ovvio che fino all'altro ieri eravamo 6 parlamentari, nel momento in cui il nostro numero dovrebbe aumentare, così come ci auspichiamo avverrà, e lo vedremo anche attraverso i sondaggi e le tendenze di voto che a breve lei ci farà vedere, potremmo incidere ancora di più. La cosa che bisogna fare è ragionare difendendo chi produce in Italia, e questo l'abbiamo sempre fatto in agricoltura, lo dicevi poco fa con Nutri-Score. A noi qualcuno sorrideva quando il ministro Lollobrigida faceva le battaglie per dire che era assurdo mettere un semaforo rosso sul vino prodotto in Italia perché era dannoso alla salute. Qualcuno sorrideva, e qualcuno sorrideva anche nei banchi dei 5 Stelle, attenzione, io li vedevo in aula sorridere spesso, come se ero ironico stoppare questo modo di pensare. Sul Nutri-Score, se lei c'è stata una battaglia trasversale. Sì, no, trasversale, ma qualcuno sorrideva, poi le battaglie diventano trasversali dopo, però inizialmente quando nascono le idee si sorride, come quando c'era la rimodulazione sul PNRR veniva detto ma come pensate di rimodulare? Poi si capisce che in realtà rimodulando si portano i soldi a terra e siamo già a pagamento della quinta rata. Quindi voglio dire, a volte le idee che vengono lanciate, per quando possono fare sorridere, poi diventano importanti, così come diceva poco fa Marcello Caruso per quanto riguarda sui fondi di sviluppo e coesione di cui parlava prima. Quindi questo era un tema che... Prego, De Luca, prego. Il concetto è, può un maialino, un suino nero dei Nebrodi costare quanto un animale allevato all'interno di un capannone? La risposta è no. Però quello che noi dobbiamo fare è che non possiamo consentire che un maiale nato in Bulgaria, allevato in Slovenia, portato in Sicilia e macellato in provincia di Messina Catania, poi lo etichettiamo come maialino dei Nebrodi. Ma questo è il tema. C'è qualcuno che voglia fare qualcosa del genere? O che il ministro Lollobrigida non ha difeso queste cose? Parlate con uno che viene in un territorio in cui il ciliegino che viene prodotto da noi viene importato dal Marocco. Succeda, quindi, ma noi li difendiamo che queste avete cose. Voluto, sì, ma li dovete difendere, non chiamando il Ministero della Sovranità Alimentare, perché non siamo ai tempi dell'Istituto Luce. Quello si sistema con andando a discutere gli accordi bilaterali, multilaterali. Il Presidente del Consiglio deve affiancare, se no potete essere 6, potete essere 30 gli europarlamentari, non si va a creare quello che si deve realizzare. I timer stanno camminando la Sicilia e 12-14 miliardi dell'Italia per fare un patto sullo stretto che non nascerà mai. Ma perché non risolviamo il problema della Sicilia? Un po' di ordine, un po'. Così come il raddoppio della Ragusa-Catania, così come l'autostrada che è arrivata a Modica. Lo giudice, poi facciamo vedere velocemente i sondaggi, volevo fare vedere anche le liste, no? I candidati. Poche battute per dire semplicemente che diventa poi un problema di spot, perché se prima di arrivare al governo noi assistiamo a una serie di spot importanti, il Made in Italy, l'italianità, il blocco navale, le eliminazioni delle accise, tutta
tutta roba bellissima, ma se poi quando arriviamo al governo questa roba bellissima non si tramuta in provvedimenti concreti che materialmente i siciliani, mi permetto di dire, e gli italiani possono apprezzare, è chiaro che poi succede quello che diceva il giornalista Condorelli, che la gente non ci crede più, fa un ragionamento in alcuni casi sbagliato pensando che, lo dico in siciliano, siamo tutti stessi, ma non è così, perché non siamo tutti uguali, ognuno di noi rappresenta delle battaglie che ha portato avanti, dei risultati concreti che ha portato avanti, ma le nostre marinerie, i nostri pescatori, fin quando si ritroveranno a subire delle restrizioni rispetto a quello che avviene nel Mediterraneo, dove dall'altra parte ognuno fa tutto ciò che vuole in maniera indiscriminata perché non appartiene al mondo delle restrizioni d'Europa, è chiaro che i nostri pescatori passeranno, come diceva Sallemi, da 30 a 10. Perché? Perché non hanno delle pari condizioni, anzi tutt'altro, si trovano ad affrontare un sistema e un rapporto che non gli consente neanche la sopravvivenza, e questo avviene rispetto a un'Europa in cui fino ad ora abbiamo mandato dei parlamentari che non hanno saputo concretamente mettere in atto quello che è l'interesse della Sicilia e dei siciliani e del resto d'Italia. Allora, prima dei sondaggi andiamo velocemente a spulciare un po' queste liste. Partiamo dalla lista di Forza Italia, che è una di quelle che, diciamo, di cui si è parlato di più. La capolista è Caterina Chinnici, che è europarlamentare uscente del Partito Democratico, adesso è candidata capolista di Forza Italia. Eccola qua. Poi insomma ci sono molti parlamentari regionali, 2 assessori che secondo la vulgata, mi passi il termine, Caruso, diciamo, dovrebbero fare la corsa alla vittoria. Quindi intanto la scelta di Chinnici vi ha messo un po' in difficoltà. Con voi ci sono ovviamente anche i parlamentari, diciamo, i rappresentanti di Noi Moderati. Caruso. Ma guardi, assolutamente, innanzitutto dovrei dire che questa è una lista davvero eccezionale, fatta di donne e uomini che hanno una grande esperienza politica ed anche amministrativa e che quindi potranno ben interpretare e portare in Europa le esigenze della Sicilia e dei siciliani. Per quanto riguarda l'onorevole Chinnici, per noi è un grande pregio poter dire che una donna con la sua esperienza e anche con la sua storia abbia scelto di essere al fianco di un partito che è un partito che ha sempre guardato la legalità, la libertà come assolutamente problemi importantissimi. Per cui devo dire che questa è una lista molto competitiva, ma abbiamo soprattutto cercato di privilegiare la competenza e l'esperienza delle persone, perché, come si diceva prima, alla fine queste donne e questi uomini ci rappresenteranno in Europa e saranno coloro che portano le nostre istanze laddove si faranno le decisioni, e auspichiamo che possa tutta la rappresentanza siciliana essere all'altezza, perché poi gli interessi della Sicilia sono unanimemente rappresentati da coloro che arriveranno lì a Bruxelles. Per cui è una lista importantissima e, ripeto, è una lista fatta di soggetti che hanno una lunga e grande esperienza amministrativa e che quindi possono inserirsi in un sistema difficile come quello europeo, dove chiaramente bisogna avere tanta capacità di competenza nell'individuare i problemi e poi portare a casa anche i risultati. Caruso, alla fine ci avete dentro anche i voti di Cuffaro, i famosi voti che non voleva nessuno, e i voti di Lombardo, no, in questa lista? Ma guardi, attendevo con ansia questa domanda. La faccio io perché i colleghi sono stati un po'... Per carità, ma attendevo prima che scadesse il tempo, per cui devo dirle con molta sincerità, nel rispetto della comunità degli elettori della Democrazia Cristiana, noi come Forza Italia non abbiamo fatto alcun apparentamento politico. L'unico apparentamento politico è un'alleanza fatta con l'MPA di Lombardo, con cui c'è stato un accordo anche a livello nazionale. Noi Moderati, che è un partito nazionale che trova ospitalità all'interno della nostra lista, ha fatto un accordo che noi rispettiamo, nel senso che non possiamo decidere per altri, ma posso dirle che la nostra idea era proprio quella invece di trovare un'aggregazione che vedesse delle scelte fatte qui in Sicilia. Non mi pare ci sia stato un apparentamento con la Democrazia Cristiana, pur rispettando tantissimo quel partito e soprattutto i loro elettori.
La serie voti della democrazia cristiana ci piacciono, però ognuno a casa sua. Vabbè, questa è la considerazione che ha fatto, non so se ha sentito. È una sintesi la che considerazione mi permetto di fare. ha fatto Danilo, non si può dire da un lato che massimo rispetto per tutti, l'accordo è stato fatto a livello nazionale con noi moderati. I voti di Cuffaro andranno alla lista di Forza Italia con uno sbracciamento di diversi esponenti da un lato e dall'altro, prima fra tutti la Chinnici, che sarebbe la stessa persona che si è candidata contro il presidente Schifani in nome e per conto del Partito Democratico e che oggi si ritrova col presidente Schifani all'interno dello stesso calderone, è sostenuta anche all'interno di un ragionamento da Cuffaro, colui il quale diceva di non volerne avere nulla a che fare. Queste contraddizioni è evidente e chiaro a tutto e tutti che non solo sono delle follie proprio politiche, ma rappresentano poi il motivo per il quale gli elettori non vanno a votare, perché ci ritroviamo con tutto e il contrario di tutto che stanno assieme. Allora, fermiamo. Caruso vuole rispondere, vuole usare, le rimane 1 minuto e 50 secondi, lo vuole usare o vuole conservare? Lo userò dopo nella fase finale. Lo userà dopo, perfetto, va bene. Allora, pubblicità, poi torniamo con le altre liste. Rientriamo in diretta, abbiamo da esaurire ovviamente il tempo a disposizione dei nostri candidati, anzi dei rappresentanti delle liste dei candidati. Allora ripartiamo, facciamo vedere anche la lista di Alleanza Verdi e Sinistra, perché questa è anche una lista curiosa, facciamola vedere se ce l'abbiamo subito in grafica, eccola qua. Voi avete candidato Montalto, l'ex sindaco di Palermo, Leoluco Orlando, poi c'è Ilaria Salis che in realtà è in carcere in Ungheria, quindi non può effettivamente partecipare. Anche là, diciamo, questa scelta di mettere Ilaria Salis, diciamo, tra l'altro in tutta Italia, è un segnale ovviamente, ma è una di quelle storie di cui parlavamo prima, cioè è una rappresentanza, non è un parlamentare che andrà là e sarà preparato ad affrontare le questioni europee. Allora, innanzitutto Ilaria Salis è candidata nel nord-ovest, dove c'è tanto del suo mondo politico, e nel collegio Isole, perché lei è sarda, dove è nata, quindi nei luoghi in cui stiamo facendo la campagna elettorale per il suo nome. Come ho detto, spieghiamo. Innanzitutto ho detto che in Europa dobbiamo portare idee e valori. Uno dei idee e dei valori fondamentali dell'Europa, l'avete detto all'inizio, dovrebbe essere la libertà. Si garantisce la libertà quando ci sono delle norme eque. Io credo che nel vedere le immagini di Ilaria incatenata come nel Medioevo, portata come una pericolosa criminale in udienza per un reato per il quale in Italia servirebbe una querela e non è prevista nessuna misura cautelare, dovrebbe dire tanto del perché stiamo facendo questa cosa, ma veramente tanto, perché noi non ci rendiamo conto del fatto che se salta il banco delle regole democratiche in un paese che è uno degli interlocutori privilegiati del nostro governo, no? Cioè, con Orban si parla molto più che con altri paesi e è stato indicato un modello, se salta il banco delle regole di libertà e democrazia al centro dell'Europa c'è un problema enorme. In più lo dico, io sono orgogliosamente antifascista e quello per noi è anche un gesto antifascista, perché vedete, dentro questa frase non c'è il richiamo ad epoche storiche del passato, c'è il richiamo all'attualità, del razzismo, dei migranti rinchiusi nelle galere etniche in Libia, dell'oppressione, anche della mortificazione per me dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. E non è vero che io sono convinto che verrà eletta. Non è vero che non sarà una buona parlamentare in Europa. Che succederà? Andrà? Succederà che andrà in Europa, perché ovviamente noi ci auguriamo che verrà eletta, che andrà in Europa, e che non è vero. No, ma sarà scarcerata, quindi sarà scarcerata e andrà là. Poi ovviamente ci sarà un passaggio all'interno in Ungheria, verrà scarcerata. E non è vero che non sarà una buona parlamentare europea, perché porterà le stesse ragioni che le hanno portate in piazza a contestare i fascisti in Ungheria
l'ingegneria, che sono le migliori ragioni per fare la parlamentare europea, quella della ricerca della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della libertà. Io conosco tanta gente che ha contestato le parate fasciste anche con gli accusati delle stragi in testa, anche nella nostra città, e gente che poi si batte ogni giorno per il diritto alla casa, per il diritto al lavoro, per la pace, quindi sarà un'ottima parlamentare. Chiudo sulla nostra lista. La nostra è veramente una lista che pensa di portare una buona delegazione in Europa. Io penso che nessuno possa dire qualcosa sul nostro capolista, un capolista tutto siciliano come Luca Orlando, che sa cosa vuol dire governare un territorio in crisi. Io penso a Mimmo Lucano, che sa come tradurre nell'azione di governo l'umanità. Io penso a Stefania Pagliazzo, che è una candidata proposta da Sinistra Italiana, ragusana, che invece di parlare e indignarsi per le morti in mare, sta in mare sulla Mare Ionio, perché fa parte dell'equipaggio del Mare Ionio, ed è una psicologa che si cura di dare il primo soccorso non solo alle persone che vengono salvate mentre stanno per annegare, ma anche all'equipaggio che spesso e volentieri è costretto ad affrontare momenti e condizioni drammatiche. La nostra lista è tutto questo, c'è un esponente della battaglia Ponte a Messina, abbiamo anche gente che parla al mondo cattolico, donne e uomini. Quindi io credo che sia una gran bella lista che, ripeto, scende in campo per portare idee che in astratto sembrano bellissime e meravigliose, ma forse giustizia sociale e ambientale cosa vuol dire, Luca? Vuol dire nella concretezza dare delle risposte sui temi di cui abbiamo parlato prima, quindi ne sono molto orgoglioso di questa lista. Allora, finito il tempo, facciamo passare questi 2 secondi, 2 secondi sono difficilissimi da usare, però riteniamola per giustezza. Sallemi, vuole rispondere anche alle sollecitazioni? No? Sì, no, solamente su Orban, insomma, Ungheria, nel frattempo facciamo vedere anche con la grafica, mentre lei parla, i candidati. Ognuno è libero di candidare chi vuole, chiaramente io vorrei chiedere al collega se loro sono d'accordo. Noi abbiamo affrontato un tema dibattito sulla Salis proprio in una trasmissione nella quale il dottore Giliberti ci aveva invitato. Io ho detto che, voglio dire, il collega è un avvocato penalista, da che mondo è mondo una persona che si trova in uno stato di invinculis viene portato in tribunale, in carcere, cioè a manette, questo l'abbiamo visto. Ricordo il caso Tortora in Italia, quando scendeva dalla camionetta e veniva portato in tribunale. Accade, succede. Un tema che riguarda la Salis è un tema di carattere giudiziario che è afferente a uno Stato che ha un suo ordinamento giuridico nel quale l'Italia, e tu lo sai benissimo collega, non può intervenire fino a quando non c'è una sentenza definitiva. Fino a quando non ci sarà una sentenza definitiva di condanna noi non possiamo intervenire, ci piaccia o non ci piaccia. Stesso caso che succede al caso Mosca, mi pare che sia il cittadino italiano, dove non possiamo intervenire purtroppo fino a quando non ci sarà una sentenza passata in giudicato in quello Stato. Dopodiché si possono applicare i sistemi di diplomazia internazionale e fare in modo, come è avvenuto per Chico Forti, di poter rientrare in Italia dopo un accordo bilaterale fatto con gli Stati Uniti d'America. Poi se decidete di candidarla perché volete calibrare la vostra campagna elettorale su quella, libera scelta. La lista, Sallemi, voi avete candidato come sempre ovviamente capolista, anche questo è stato un tema di campagna elettorale che affronteremo tra un po' con il Movimento 5 Stelle, la vostra leader Giorgia Meloni, con lo slogan Giorgia anche senza il cognome, poi una serie di amministratori anche diciamo di livello regionale per diciamo spingere questa lista. Il vostro obiettivo qual è nel Collegio Isole? Il nostro obiettivo nel Collegio Isole è ovviamente superare il 22% almeno, questo è il nostro obiettivo, cercare di mantenerci più vicino possibile al trend diciamo nazionale che ci dà intorno al 27, quindi 2 punti in più della politica. Paradossalmente ecco un tema, cioè dopo 18 mesi di governo Fratelli d'Italia invece che decrescere cresce e aumenta di 2,5 punti, ma come aumenta Forza Italia, voglio dire, quindi l'attività di questo governo è un'attività importante che gli elettori ovunque riconoscono, ovunque ci sia una competizione elettorale il centrodestra viene riconosciuto per la sua efficienza a livello nazionale e anche locale. La lista è una lista molto competitiva, consentitemi di dirlo, fatto di uomini che sono sul territorio, ex amministratori, gente che conosce il territorio e che sono sicuro rappresenterà benissimo le istanze di Fratelli d'Italia. Giorgio è capolista in tutte le circoscrizioni. La volontà di voler utilizzare, votatemi, scrivete Giorgia, è per fare capire che non esiste un distacco tra il Presidente del Consiglio e quelle che sono le istanze dei territori e dei cittadini. Questa è la nostra
intenzione di portare avanti questa campagna elettorale per le europee e lo faremo con estrema tranquillità. Concludo 2 secondi sulla Mare Ionio per dire che il giudice del Tribunale di Ragusa ha confermato il sequestro della Mare Ionio perché era un'imbarcazione che non poteva effettuare soccorsi in mare, non osservava le norme praticamente del decreto anti-ONG ed è stato confermato il sequestro dell'imbarcazione. Quindi questo per concludere. Gli ultimi 37 secondi li utilizzo per invitare tutti a recarsi al voto, andare a votare, che è la cosa più importante, non pensare che il voto europeo non sia un voto che interessa direttamente i cittadini siciliani, i cittadini italiani, è principalmente un voto che può cambiare nei prossimi decenni le sorti dell'Italia e le sorti dell'Europa soprattutto. Allora, passo alla parola a Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, coinvolgo anche i colleghi se hanno qualche... vorrei chiedere. Prego, velocissimo Antonio, Sì, però, domanda secca. Un anno fa io feci un articolo prima delle amministrative, l'ARS si riunì per 8,4 ore in 30 giorni. Visto che i parlamentari regionali sono tutti in campagna elettorale, che intenzioni ci sono questo mese? Constatando anche le emergenze che attualmente stanno vivendo i siciliani e che potrebbero non andare a votare. Sapete voi qualcosa, proporrete qualcosa, oppure le 8,4 ore saranno uno standard o addirittura un record di impegno dei nostri parlamentari regionali? De Luca... Rispondo volentieri alla domanda perché è già da un mese che chiediamo di calendarizzare una seduta dedicata al tema siccità. Seduta che finora ci è stata negata, seduta che è stata rinviata perché le mozioni proposte, al netto che lasciano il tempo che trovano, non hanno trovato una sintesi comune. Rinvii che ora hanno visto anche l'assessore all'agricoltura essere sospeso dalle funzioni di assessore in quanto coinvolto da un'inchiesta e l'interim sull'agricoltura assunto da Schifani, dal quale però non è giunta alcuna notizia riguardo una sua presenza in aula. Abbiamo chiesto di fare una seduta su Sisisidi, che qua avete assistito a uno scontro importante tra Maglio Messina, allora assessore al turismo, perché Fratelli d'Italia l'assessore al turismo in Sicilia non lo molla manco ammazzata, e il mio collega Luigi Sunseri proprio sulla questione Sisisidi, quindi sull'utilizzo cattivo di questi fondi europei che hanno visto adesso la Commissione Audit, la Commissione Europea, dire che questi soldi non potevano essere utilizzati in quel modo e per giunta sono stati utilizzati versandoli dagli albergatori che però non hanno venduto i corrispondenti pacchetti turistici e c'è un esposto aperto alla Corte dei Conti. Abbiamo chiesto di calendarizzare tutta una serie di aule, ma probabilmente nelle prossime... C'è anche un'altra versione che è ovviamente quella dei diretti interessati, che sono quelli di Fratelli d'Italia, che non può esprimere però Sallevi perché a 3 secondi non ce la fa in 3 secondi. Però il concetto qual è? Che gli argomenti, la carne da mettere al fuoco c'è, però come avete anche visto gli assessori sono candidati, i deputati sono candidati. Hanno dovuto mettere una norma, hanno dovuto modificare il regolamento per costringere i deputati di maggioranza a venire in aula e nelle commissioni, perché se l'assenza a volte da parte dell'opposizione è una tecnica ostruzionistica per far mancare il numero legale e quindi impedire il varo di alcuni provvedimenti, la maggioranza invece dovrebbe essere presente per sostenere i provvedimenti del governo. Invece la maggioranza non ci viene né in commissione né in aula, al punto tale che hanno dovuto modificare il regolamento e mettere 180 euro di multa per ogni assenza e portare a uno i congedi. Questo cioè per darvi l'idea, 8 ore e 40, secondo me sono capaci di fare di peggio. Lo giudice, prego, non so se la collega Miriam Di Peri voleva intervenire, intanto lo giudice, prego. Sì, con Dorelli poneva un tema legittimo che è quello del tempo dedicato all'attività legislativa. Aggiungo a quello del tema che è già sufficientemente imbarazzante, quello della sostanza dei provvedimenti. Siamo quasi ormai a 2 anni di legislatura, nessuna riforma è stata approvata dal governo Schifani. Il presidente Schifani si è presentato in aula 1 o 2 volte
fatto storico, in occasione della finanziaria ha fatto un'apparizione di pochi minuti, per il resto non c'è traccia realmente di quella idea o di quel faremo a cui assistiamo sostanzialmente costantemente in piena campagna elettorale, ma che poi nel momento in cui lo stesso governo di centrodestra continua a siedere sugli scranni della maggioranza e a governare questa terra di Sicilia non c'è alcun provvedimento, alcuna riforma che viene fatta. Siamo al paradosso, e qua non è il problema della campagna elettorale, perché al netto del mese e mezzo di campagna elettorale a cui tutti ovviamente diciamo siamo chiamati, c'è un tema che riguarda il resto del tempo, cioè il tempo ordinario in cui non c'è campagna elettorale, in cui nessuna riforma viene fatta e la Sicilia continua ad essere nelle stesse condizioni in cui è stata per tutti questi anni. È chiaro che poi la gente è totalmente disaffezionata alla politica perché continua ad ascoltare faremo, ma non vede nella sostanza nulla di fatto. Caruso, se vuole rispondere, se no io continuo con lo giudice che diciamo, spiega anche e racconta la sua lista. No, vorrei finire poi, dopo che c'è stato il giro degli amici alle loro liste, poi concludiamo dopo. Grazie. Va bene, abbiamo tempo. Allora, lo giudice è una lista che è fatta di un sacco di piccoli partitini, movimenti eccetera, che se la regia manda in onda la grafica, insomma l'Istituto Demopolis ha appena pesato nel 2% circa. Questa è la lista con Cateno De Luca capolista e Laura Castelli poi in lista. Che lista è? Intanto questo non è il logo giusto, quello che vedo qua davanti, ma comunque molto simile. Questa è una delle versioni. A prescindere da la questo, correggeremo e ne prendiamo. Cateno è candidato insieme a Laura in tutta Italia, quindi è votabile in tutta Italia, in tutte le 5 circoscrizioni. Credo che sia una lista assolutamente competitiva rispetto a quello che è il percorso che noi abbiamo avviato. Un percorso in cui l'unico movimento siciliano è presente, l'unica proposta che parte dalla Sicilia è la nostra. Non troverete da nessuna parte, in nessun simbolo, la Sicilia stampata, e credo che questo sia un valore aggiunto che stiamo portando avanti, anche perché questo progetto Libertà nasce in Sicilia, parte dalla Sicilia, parte da un leader assolutamente siciliano che è Cateno De Luca, che ha messo insieme dei mondi diversi che sono riuniti all'interno di 20 punti programmatici, che sono quelli che stiamo sottoponendo sostanzialmente alla gente quando la incontriamo, proprio per specificare quello che è il senso del progetto che noi vogliamo portare avanti. C'è una grande competenza rispetto anche ai candidati, c'è Eddie Bandiera, c'è Ismaele Lavardera, Laura Castelli che è stato anche sottosegretario. Credo che ci sia una bella rappresentanza di uomini e donne che possono portare non solo una competenza importante, ma anche una testimonianza importante del loro operato. E poi c'è questa presenza che vi caratterizza, insomma, che non è in questo collegio, ma è il capitano ultimo, no? Ma quella credo che sia un ulteriore valore aggiunto rispetto a una persona che sicuramente in Sicilia rappresenta un simbolo importante, ma credo nel resto d'Italia anche per quella che è la storia che rappresenta. Allora, restano ancora pochi secondi per tutti, facciamo vedere velocemente i sondaggi e poi chiudiamo. Eccoli qua, facciamoli vedere i sondaggi di Demopolis. Ah, è rimasto... Pardon, De Luca, prego. La lista nostra, dico. Che è successo? Non l'hai mandata? Ah, non l'ho mandata, hai ragione. La lista vostra, ve la commentiamo. È preso un sacco di tempo. La lista del Movimento 5 Stelle, avete ragione. Con capolista Antoci che è diciamo, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, il famoso sottoscrittore del protocollo Antoci, che è incastrato, diciamo così, anche su azione poi di un vostro parlamentare europeo che è Ignazio Corrao, diciamo, il famoso protocollo Antoci è incastrato alla mafia dei Nebrodi. Allora, ci racconti questa lista? Innanzitutto anche qua c'è un erroretto del simbolo, perché l'europei ci presentiamo con, allargo le braccia, con la parola pace e ci presentiamo con la parola pace perché siamo contrari all'invio di armi nel conflitto ucraino-russo. Noi riteniamo che l'Unione Europea non debba maneggiare armi, ma debba maneggiare la diplomazia, perché diversamente l'Unione Europea perde quel ruolo storico che deve ambire, anzi, a cementare sempre di più. Una lista importante, una lista che vede tanti amministratori, ma che vede anche capolista Antoci, che io definisco il capolista dei capilista in Italia, un capolista che sarà eletto e andrà in Europa, a differenza di per esempio Giorgia Meloni, che si fa votare. Secondo me dice scrivete Giorgia, che dice se dico scrivete Meloni non la... Però il concetto qual è? Sono convinto assolutamente
che darà un grande contributo non solo per le sue esperienze sul protocollo, che sono diventate legge nazionale e che sono tematica anche europea, ma anche perché noi riteniamo che la legalità, la lotta alla mafia, l'abbiamo fatto anche candidando ed eleggendo Scarpinato e De Rao, magistrati importantissimi, procuratori nazionali importantissimi, riteniamo che sia un valore irrinunciabile. Non vogliamo indagati, tantomeno condannati in primo e in secondo grado, non siamo giustizialisti, ma non siamo neppure dell'idea che se c'è un momento in cui ci si deve fermare, l'etica politica e la moralità impongano di fermarsi. Allora noi scegliamo di essere al di sopra di ogni sospetto e candidiamo chi a questo punto ci può ben rappresentare. Ma gli altri avete selezionati ovviamente con il solito vostro meccanismo di votazione sì, democraticamente. Stop, De Luca, ha superato di 6 secondi, è stato il primo. Chi c'è rimasto? Caruso per le conclusioni, insomma è rimasto solo lei con un po' di tempo, e nel frattempo mentre parla Caruso io vorrei fare vedere anche i famosi sondaggi di Demopolis e poi andiamo in pubblicità. Caruso, prego. Ma innanzitutto una notizia importante sia per i deputati presenti nella sua trasmissione, anche quelli assenti. La prossima settimana si voterà una variazione di bilancio che destina delle somme agli agricoltori, così oltre che accogliere le loro lamentele, vediamo anche di dare delle risposte possibili con le risorse che chiaramente sono state trovate. Quindi invito tutti ad essere presenti. Secondo, io credo che Forza Italia in questo momento rappresenti un momento importantissimo per chi vuole aderire a una casa di moderati, di liberali, di garantisti e fortemente europeisti della prima ora, per cui credo che questa lista sia fortemente rappresentativa, non fa difetto anche per noi la lotta a qualunque criminalità. Credo che abbiamo donne e uomini importantissimi, la nostra capolista non soltanto per la storia personale ma anche per la pratica che ha fatto in questi anni al Parlamento europeo, credo che sia un esempio importantissimo, e credo che Forza Italia in trend con quello che succede a livello nazionale rappresenterà... Scusi Caruso, le mettiamo questo sondaggio per favore di Demopolis, così almeno parliamo su dati, perché ognuno dice dei numeri, lo chiede alla regia. No, prego Caruso, no, dico perché ha ragione, l'ho chiesto alla regia. Allora eccolo qua, questo è il sondaggio di Demopolis che, come vedete, lei continui Caruso, non si preoccupi, testa questi principali movimenti, eccolo qua, a livello nazionale, questo è a livello nazionale. Secondo me il dato che si vede è un dato in Sicilia sottostimato per Forza Italia, che sono convinto avrà un risultato fortemente molto più marcato rispetto a quello che voi fate vedere, che supererà abbondantemente le 2 cifre, così come nella tradizione della Forza Italia siciliana. E credo che questo è un dato importante di come ormai gli elettori siciliani vedano in Forza Italia il centro della politica, e quindi per noi è importante che questa Casa dei Moderati venga aperta a quanti sono ispirati alle logiche del Partito Popolare e ci vedono sempre più rappresentativo di questo mondo dei moderati che oggi... Caruso, stop, è andato qualche secondo oltre. Miriam, e poi devo andare in pubblicità. Niente, abbiamo finito il tempo di Caruso, pazienza, lasciamo la domanda aperta. Mi chiedo, a fronte di un disegno di legge, quello delle variazioni di bilancio che ha annunciato il coordinatore di Forza Italia, a cui gli uffici del bilancio hanno lavorato già mesi fa, che ha approdato in giunta un mese e mezzo dopo l'approvazione della finanziaria. Mi chiedo per quale ragione queste somme di cui gli agricoltori hanno bisogno vengano effettivamente liberate soltanto in campagna elettorale. Non è un bel segnale della politica. Scusate. Chi è che batte le mani? Montalto batte le mani. Allora, prego lo giudice conclude, perché il suo tempo viene in pubblicità e passiamo ai saluti. La riflessione della Di Peri ovviamente è corretta, anche perché assistere a queste cose un istante prima delle campagne elettorali è veramente imbarazzante, ma il coordinatore Caruso chiedeva la presenza di tutti. Cominciamo dal presidente Schifani, che non l'abbiamo visto, magari sarebbe un bel segnale. Al di là di questo continuiamo con i parlamentari di
Forza Italia, che anche questo sarebbe un bel segnale, ma le garantisco che a mio avviso difficilmente il centrodestra, considerando le logiche delle spartizioni che l'hanno sempre interessato all'interno di variazioni di bilancio o manovre di bilancio, difficilmente, mi permetto di dire, riuscirà ad approvare questa variazione prima delle elezioni, a meno che proprio il momento elettorale non colga questo spirito di grande solidarietà. Allora fermiamoci, pubblicità e poi saluto. Chi ha qualche secondo lo può dire semplicemente ciao dopo la pubblicità. Rientriamo solo per i saluti. In quest'ultima parte siamo andati un po' fuori dai tempi della trasmissione, abbiamo rispettato esattamente i tempi del par condicio. Eccoli qua, qualche secondo. C'è Sallemi che ha 3 secondi a disposizione per arrivare ai 10. Sallemi, votate Fratelli d'Italia. Semplicemente questo. Semplicemente questo. Stop, 10 minuti esatti. Allora c'è 2 secondi per Paolo Montalto. Pace e giustizia per la Palestina. E questo diciamo, è un vostro slogan della vostra lista. Anche qui siamo arrivati, siamo rimasti, no? Ci siamo tutti soddisfatti, no? C'è qualche... No, perfetto, perché dobbiamo essere così precisi, cara Miriam, che sorridi, perché sai com'è questa storia della par condicio. E allora parto da te, perché tanto ci rivediamo la prossima settimana. Tanto ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Luca. Grazie Miriam. Ringrazio tutti gli ospiti per gli spunti che ci hanno dato. Grazie Miriam Niperi, collega del quotidiano Repubblica. Grazie Antonio Condorelli. Ti volevo sorprendere se era possibile. Io ti volevo sorprendere perché io vorrei fare l'avvocato in 3 secondi della maggioranza. Non ce l'abbiamo, Antonio, lo puoi fare la prossima settimana, okay. L'avvocato. Prossima settimana, promesso. Allora, saluto anche Antonio Condorelli, saluto in collegamento da remoto per Forza Italia il coordinatore regionale Marcello Caruso. Grazie Caruso per essere stato con noi. Saluto il coordinatore di Sud Chiama Nord e rappresentante della lista Libertà con Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice, il segretario regionale di Sinistra Italiana per la lista Alleanza Verdi e Sinistra per Paolo Montalto, Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars per la lista Movimento 5 Stelle. E il senatore, mi avete lasciato senza fiato, il senatore Salvo Sallemi, rappresentante della lista Fratelli d'Italia. Grazie ai nostri telespettatori, ritorneremo ovviamente con le 6 liste mancanti la prossima settimana, sempre qui il punto speciale elezioni europee 2024.